Controllo di vicinato, firmato protocollo tra Prefettura e Comune di Agrigento, visita istituzionale di prefetto e provveditore al CPIA. 200 miliardi del Recovery Fund contro la crisi energetica, fondi PNRR per l'istruzione, iniziativa del Leonardo in occasione della giornata dell'Europa. Convegno sul tumore dell'apparato digerente, 1-2 giorni di formazione ad Agrigento rivolta ai medici. A Favara sabato prossimo il bambino protagonista del nuovo Cinema Paradiso per presentare il suo nuovo libro, a teatro L'ultima estate Falcone e Borsellino 30 anni dopo. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del CPIA di Agrigento, il centro provinciale per l'istruzione degli adulti, una realtà diventata punto di riferimento nell'ambito formativo ma anche nell'ambito dell'inclusione sociale. La struttura diretta da Santino Lopresti ha ricevuto la visita di due figure istituzionali importanti, prefetto e provveditore. Il nostro direttore Arturo Cantella. Oggi una visita istituzionale da parte del prefetto di Agrigento e del provveditore agli studi, in una struttura che lei negli anni ha sempre migliorato e che è al top per l'integrazione. Sì, io sono contento, questo senso diciamo, di questo volere essere qui sia il provveditore ma sia anche il prefetto è per noi estremamente importante, perché vuol dire quanto tengono ad una scuola come questa, che è una scuola in cui molti ragazzi vivono un disagio, molte persone vivono un disagio, quindi noi facciamo istruzione sì, ma siamo anche, come dire, abbiamo anche un percorso sociale, di questo noi ne siamo responsabili, ne siamo convinti assieme a tutta la classe docente e lo facciamo con metodi innovativi. I metodi che vengono utilizzati al CPIA oggi sono metodi che stanno per essere utilizzati anche nell'ordinamentario. Questo è estremamente importante e quindi io gli sono grato, perché questa attenzione vuol dire una grande sensibilità, quindi non potevo dubitarne, ma ne sono contento averlo constatato personalmente. Una scuola aperta a tutti, anche al territorio, lei ci ha tenuto a dire questo, con tante iniziative che si sono fatte e che lei appunto ha messo a disposizione. La scuola non è mia, è dello Stato, quindi chiunque ha bisogno della scuola, degli spazi della scuola, delle strutture, se vuole fare informatica, chi vuole utilizzare, è aperta. La scuola è aperta dalle 7 di mattina alle 21 di sera, la comunità di Villa Seta, ma la comunità che ha bisogno di questa struttura me ne può fare richiesta, è a disposizione, perché come le dicevo non è mia, è una struttura a disposizione della collettività e della comunità, in particolare di Villa Seta. Prefetto, oggi una visita al CPIA di Agrigento, una struttura molto confortevole, accogliente per gli immigrati, dove si studia primo e secondo livello, insomma una struttura messa su e recuperata negli anni dal dirigente scolastico Lopresti. È una struttura che io devo dire definirei quasi di eccellenza, perché a volte noi parliamo di integrazione senza avere idea di che cosa poi si fa per l'integrazione soprattutto degli immigrati. Ecco, questo è un esempio virtuoso, concreto, reale di integrazione. Ragazzi immigrati e italiani che magari si trovano in situazioni di svantaggio, che insieme imparano la cosa più importante, che è la lingua. Perché se non si ha contezza della lingua del paese dove ci si trova, si è sicuramente fragili, vulnerabili e spesso anche soggetti a soprusi e ad angherie. Quindi diciamo che per me oggi, devo dire, quando vedo questa realtà mi rendo conto che questa è una provincia sorprendente, perché ha delle eccellenze in una zona, questa di Villa Seta, dove questa struttura svolge anche una funzione sociale più ampia, perché abbiamo visto un orto sociale, abbiamo visto gli ulivi che sono stati piantati, adesso sarà realizzato un campetto di calcio, sarà sistemato. Ecco, la funzione sociale della scuola, che diventa luogo di incontro, di aggregazione, di crescita di una comunità che ha bisogno di dare spazio e futuro ai suoi ragazzi, ai suoi figli, italiani o immigrati che siano. Una struttura ad Agrigento, qui Villa Seta, per l'accoglienza, per l'istruzione degli immigrati, insomma una struttura dove fattivamente si impara la lingua italiana. Questo intanto è un
una scuola pubblica che si occupa dell'istruzione di tutti gli adulti, di tutti quegli adulti che hanno lasciato indietro il percorso scolastico e che in questo tipo di scuola possono recuperare sfruttando anche le competenze, le esperienze di vita, di lavoro che hanno fatto nel percorso dopo aver lasciato la scuola. In questo momento ospite abbiamo incontrato una maggioranza di stranieri di prima e seconda generazione che vengono qui per imparare la lingua, quindi fanno i percorsi di alfabetizzazione linguistica, ma anche per acquisire il diploma di scuola secondaria di primo grado, che nell'istruzione degli adulti si chiamano percorsi di primo livello. Questa scuola funziona in modo straordinario, l'obiettivo è quello di aiutare, sostenere anche il territorio all'interno del quale si trova allocata e diventare un punto di aggregazione, un punto di incontro e di confronto per condividere e migliorare anche l'offerta sul territorio, non solo dell'istruzione ma di conoscenza civile e permettere di raggiungere un obiettivo di un vissuto che sia sempre migliore, di migliore accoglienza e convivenza all'interno del territorio. Integrazione completa, diciamo. Un'integrazione completa, sì, perché la scuola serve a mettersi a confronto e a frutto le esperienze di tutti, che sono esperienze scolastiche, professionali, ma sono esperienze di vita, culturali e tradizionali. Prefettura e Comune di Agrigento firmano il controllo di vicinato. I cittadini come sentinelle del territorio sono sensibilizzati a vigilare e segnalare atti a danno della sicurezza pubblica. Forze dell'ordine e istituzioni insieme nella cabina di regia sono impegnate a promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della comunità a favore della sicurezza del territorio. Vediamo. Si firma un protocollo di vicinato con il Comune di Agrigento. In che cosa consiste? Consiste in una forma di collaborazione che chiediamo ai cittadini tramite il Comune. Il Comune oggi assume un impegno importante, che è quello di coinvolgere i gruppi, le associazioni, i cittadini che vogliono svolgere un compito che non è solo quello di cittadinanza passiva, ma di cittadinanza attiva. E quando parliamo di cittadinanza attiva parliamo di un coinvolgimento fattivo, concreto, in quelle attività di controllo, di vigilanza che ovviamente sono istituzionalmente di competenza delle forze di polizia, ma con il supporto dei cittadini che in qualche modo diventano i guardiani delle città, dei quartieri, possono sicuramente svolgere ancora meglio il loro lavoro. Questo protocollo, che è importantissimo da un punto di vista del controllo del territorio, noi come Comune saremo sicuramente parte attiva e quindi inizieremo una serie di incontri con i quartieri al fine di far conoscere alla cittadinanza intanto questo protocollo e quindi far sentire i cittadini effettivamente parte attiva della città, e quindi inizieremo fin da subito questa nostra azione. Ma intanto speriamo nella grande partecipazione sociale dei cittadini di Agrigento che sono chiamati a dover dare una mano alle istituzioni, alle forze di polizia per essere appunto quelle sentinelle del territorio, soprattutto per segnalare determinate tipologie di possibili reati che possono esserci nelle nostre strade, nella nostra città, e quindi quello che chiediamo, così come ha detto anche il vice sindaco Trupia, immediatamente far conoscere questo protocollo e soprattutto le finalità del protocollo stesso ai gruppi, ai comitati di quartiere. Cominceremo fin da subito questa attività di conoscenza insieme naturalmente alle forze di polizia, e poi ecco l'augurio maggiore che ci sia maggior coinvolgimento sociale da parte dei cittadini di Agrigento. Recovery Fund, la riserva di 200 miliardi da utilizzare contro la crisi energetica. Questo un nuovo strumento per finanziare i paesi dell'Unione Europea più esposti allo shock energetico della guerra. Il nostro direttore Arturo Cantella su questi temi ha intervistato il deputato 5 Stelle Filippo Perconti. Onorevole Perconti, a questa iniziativa anche qui a Bivona, un'iniziativa importante che vede l'espressione dei ragazzi, del gioco, della legalità, l'istituto alberghiero presente, insomma un momento si ritorna a vivere con lo sport in prima linea.
Assolutamente sì, sono molto contento di partecipare a questa iniziativa. Conosco Franco Colombo praticamente da quando ero piccolissimo, tantissimi ragazzi, dobbiamo dire grazie al suo impegno nella nostra comunità. È un memorial importante in onore di Vincenzo Busciglio di Alessandria della Rocca. Oggi ci sono diverse istituzioni, c'è la Lega, c'è il Consorzio Universitario di Agrigento, e sono delle iniziative importanti a cui credo sia importante essere presenti. Onorevole, parliamo anche dell'attività politica, lei sempre in prima linea con la Commissione Attività Produttiva in un momento difficilissimo per le aziende e per le famiglie, con i costi purtroppo dell'energia schizzati alle stelle. Sì, noi col Movimento 5 Stelle abbiamo sempre detto che è importante mettere un tetto soprattutto al prezzo del gas. Abbiamo già messo 20 miliardi di euro per calmierare il costo delle bollette, ma non basta. È necessario che l'Italia diventi indipendente da un punto di vista energetico. Noi siamo stati i promotori del cosiddetto Energy Fund, che è molto simile al Recovery Fund. È importante che tutta Europa affronti insieme il problema dell'indipendenza energetica. Nell'ultimo decreto abbiamo semplificato diverse procedure per l'apposizione di strutture che producono energia rinnovabile, quindi stiamo lavorando su questo. Ecco, c'è una fortissima preoccupazione da parte degli abitanti di Porto Empedocle e di Agrigento, perché si è ripreso da parte del governo, almeno c'è questa ipotesi, il vecchio progetto del rigassificatore in una zona insomma obiettivamente patrimonio dell'UNESCO. Ecco, lei in questo senso si è mosso particolarmente per cercare di evitare questo progetto. Allora, io sinceramente ho presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere quali fossero le reali intenzioni del governo. L'interrogazione non ha ancora ricevuto risposta, ho visto che c'è stata una risposta invece a quella del collega Sodano. Al momento c'è soltanto un impegno da parte del governo in una bozza, tra l'altro, del nuovo DL Aiuti, dove vengono nominati 2 commissari per le navi rigassificatrici, quindi non si sta discutendo di rigassificatore a Porto Empedocle, che se dovesse essere posto in essere dovrà passare tutto l'iter ordinario, quindi dalla regione siciliana. Al momento non abbiamo alcuna notizia, c'è stata qualche indiscrezione dei giornali su cui ovviamente abbiamo posto l'attenzione, però cerchiamo di seguire sempre attentamente la cosa. Tra l'altro c'è stato anche il parere negativo del nuovo sovrintendente Benfari. Sì, ho visto. Ovviamente lo Stato o la Regione siciliana dovrà tenere conto del fatto che lì vicino ci sia un patrimonio come quello della Valle dei Templi e la Scala dei Turchi dall'altra parte. Sicuramente è una cosa su cui va posta l'attenzione. Saranno 14 in tutto le nuove scuole che verranno costruite in Sicilia con uno stanziamento pari a 59,5 milioni di euro nell'ambito dei finanziamenti con le risorse del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Istruzione le graduatorie delle aree regione per regione in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici in tutta Italia all'esito dell'avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all'inizio del mese di dicembre. Al mezzogiorno è andato il 42,4% dei fondi, una percentuale superiore rispetto al 40% inizialmente prefissato, cresciuta grazie all'incremento delle risorse. Il progetto delle nuove scuole, dichiara il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, è uno dei più innovativi del nostro PNRR Istruzione, dopo la presentazione delle linee guida realizzate dal gruppo di lavoro composto da grandi architetti ed esperti di scuola. Concludiamo un'altra tappa del percorso con l'indicazione delle aree dove le scuole verranno costruite. Prossimo passo il concorso di progettazione per individuare progetti che si ispireranno alle linee guida. Vogliamo che le nuove scuole diventino punto di riferimento per i territori che le accoglieranno, il cuore della comunità, sostenibili e accoglienti, in grado
di offrire a studentesse ma anche a studenti ambienti e spazi inclusivi ed innovativi, nuovi edifici per una nuova idea di fare scuola. Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo sostenibile e verranno edificate sui territori di 85 province italiane a partire dai principi contenuti nel documento Progettare, costruire e abitare la scuola, elaborato da un gruppo di lavoro composto da importanti architetti, pedagogisti ed esperti proprio del mondo della scuola, voluto ed istituito dal ministro Bianchi. Il decalogo, che è stato presentato nei giorni scorsi in Triennale a Milano, è pensato per fornire un nuovo orizzonte culturale sulla scuola e dare indicazioni utili ai progettisti che si occuperanno della realizzazione degli istituti scolastici del futuro. Gli interventi previsti riguarderanno scuole dei diversi ordini e saranno realizzati sia nelle grandi città che nei piccoli comuni, con l'obiettivo di dotare tutte le regioni, sulla base delle richieste avanzate, di un'architettura scolastica che sia poi di ispirazione per tutte le nuove costruzioni. Dopo la fase di individuazione delle aree di costruzione si passerà adesso all'indizione del concorso di progettazione. Al termine del concorso stesso, il Ministero dell'Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento con gli enti beneficiari. Inoltre, domani, mercoledì 11 maggio, il ministro Patrizio Bianchi incontrerà in videocollegamento i sindaci e i presidenti delle province delle aree ammesse al finanziamento per dare sin da subito tutte le indicazioni necessarie per l'attuazione degli interventi nell'ottica del dialogo e del supporto fondamentali per la buona riuscita delle azioni previste dal PNRR. Gli interventi sono stati selezionati in via automatica sulla base di criteri che riguardavano le caratteristiche dell'edificio pubblico preesistente, che andrà sostituito, come ad esempio classe energetica, indice di vulnerabilità sismica e così via, e quella dell'area in cui si trovava e che andrà adesso ad ospitare la nuova scuola, tenendo conto del rischio idrogeologico, appartenenza ad aree interne, montane ed isolane. Ieri, giornata dell'Europa, infatti il 9 maggio è l'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, considerata come l'atto di nascita di ciò che oggi chiamiamo Unione Europea, e il Liceo Leonardo di Agrigento su questi temi ha maturato un percorso di educazione alla cittadinanza europea. Vediamo. Dottoressa Pirato, ciclo conclusivo di una serie di incontri incentrati sul tema dell'Europa, l'Europa che cerca di darsi una propria politica, l'Europa che cerca di darsi una propria moneta. Sì, quest'anno più che mai non potevamo esimerci dal celebrare la giornata dell'Europa che ricorre proprio oggi. Lo abbiamo fatto dedicandoci a quella che è stata la storia dell'Europa, a quella che è la realtà purtroppo connotata ad oggi da eventi criminosi, lo possiamo dire senza ombra di dubbio, ma soprattutto ci siamo voluti concentrare, ci vogliamo concentrare sulle visioni future dell'Europa. Io credo che parlare di Europa con i ragazzi sia un'attività che rientra a pieno titolo nell'educazione alla cittadinanza europea, ed educare i giovani alla cittadinanza europea vuol dire educarli agli ideali di democrazia, di libertà, di giustizia, di solidarietà, cooperazione, ma soprattutto, parlando di giovani, di ideali di crescita culturale, perché noi sappiamo che attraverso l'istruzione formale e non formale il senso della partecipazione alla vita pubblica e anche il senso della cittadinanza europea sono dei messaggi che è indubbio che dobbiamo trasmettere quotidianamente ai nostri giovani. È la seconda volta che la giornata dell'Europa si festeggia in un momento di guerra. La prima volta era nel 99, c'era il conflitto nell'ex Jugoslavia, questa volta c'è il conflitto in Ucraina. L'Unione Europea si è mantenuta unita, solidale, come lo è stata durante la pandemia, e quindi ha dato un segnale positivo. Naturalmente l'Europa ha molte cose che non vanno, l'Unione Europea soffre di burocrazie inammissibili oggi, e quindi è opportuno una rifondazione. Si è chiusa
Si chiude oggi la conferenza sul futuro dell'Europa con delle proposte che sono state mandate al Parlamento europeo e agli Stati. Il Parlamento europeo ha già fatto una sua risoluzione, si aprirà probabilmente una convenzione che metterà mano a indispensabili riforme dei trattati. La Fondazione Sciascia oggi ospita un grande convegno di natura internazionale, tant'è vero che il tema è Europa, storia, realtà e visione future, organizzato dal grande liceo scientifico e linguistico Leonardo di Agrigento e porta a Racalmuto il liceo due grandi professori, il professore Gialdino dell'Università La Sapienza di Roma e il professore Fiore dell'Università di Palermo. Quindi oggi dibattono con i ragazzi del liceo due grandi professori, due grandi docenti di due importanti università per continuare il lavoro che si svolge per quanto attiene la cultura di questa Europa che in questo periodo storico ha delle piccole difficoltà, anche se in seguito di queste difficoltà ha evidenziato la grande solidarietà tra i popoli d'Europa, quindi diciamo che la missione dell'Europa è stata raggiunta. Come sempre la Fondazione Sciascia si pone come strumento di grande dibattito non solo della letteratura sciasciana, ma di tutti gli argomenti che Sciascia ha trattato, e capite che quello della legalità, in questo caso stiamo parlando di legalità internazionale, diventa un focolaio molto importante, diventa un argomento molto importante, e la Fondazione come sempre è in prima fila a trattare e a ricevere tutti quelli che vogliono ragionare. Oggi più di ieri è necessario un elemento indispensabile, il ragionamento, e ancora una volta la Fondazione Sciascia è disponibile a ragionare con tutti gli intellettuali e tutte le scuole e l'Accademia d'Europa. Grazie. Entrano in casa di un'anziana con una scusa e le derubano gli oggetti preziosi. In azione a Palermo una banda di donne. Vediamo. Entra in azione una nuova banda di ladre che approfitterebbe della gentilezza e della disponibilità di anziane donne per razziarne soldi e gioielli custoditi in casa. L'ultimo caso risale allo scorso 6 maggio in via Cesareo a Palermo, dove una signora di 89 anni è stata derubata da una donna che sarebbe entrata nel suo appartamento con una semplice scusa: «Signora, mi perdoni, sono la badante della sua vicina che abita al piano di sopra, mi è caduto un orecchino nel suo balcone. Potrebbe farmi entrare per recuperarlo?» È così che l'anziana, dopo aver incassato pure i complimenti per piante e fiori, si è ritrovata la casa a soqquadro e si è accorta che dai cassetti erano praticamente spariti contanti, bracciali ed altri preziosi. La stessa tecnica sarebbe stata utilizzata nell'ultimo mese in almeno altri 3 casi, sui quali adesso sta indagando la polizia. Gli ultimi furti denunciati sarebbero avvenuti in via Giuseppe Cirrincione, zona Brancaccio, e 2 volte in viale Lazio. Anche in quei casi, come raccontato dalle altre vittime, tutte anziane, una donna avrebbe bussato alla loro porta chiedendo, con fare gentile, di poter entrare per controllare terrazze e balconi. «Mi spiace tanto disturbarla», avrebbe detto la donna, «ma stavo stendendo la biancheria e mi è caduta una tovaglia». Dopo aver conquistato la fiducia della vittima, come da copione la donna la accompagna fuori facendo attenzione a lasciare l'ingresso socchiuso, così da aprire la strada ad un complice che aspetta sul pianerottolo con una borsa da riempire di gioielli e contanti. Per prendere tempo, la sedicente badante si intrattiene a chiacchierare con la vittima, finge di cercare l'oggetto perduto, si complimenta con lei per le piante, commenta persino il clima e altro ancora. Insomma, ogni pretesto è buono per guadagnare secondi o a volte minuti preziosi. Nel frattempo il complice entra in casa, gira per le stanze, fruga negli armadi rubando qualsiasi cosa possa essere di valore, proprio come è accaduto lo scorso venerdì pomeriggio in via Cesareo. L'89enne, poi rivoltasi alla polizia, si sarebbe accorta del furto poco dopo, vedendo cassetti e armadi aperti e i suoi affetti personali
in totale disordine. Da una prima stima i ladri, sfruttando questa tecnica, sarebbero riusciti a rubare all'anziana una trentina di pezzi fra orecchini, bracciali, collane, per un danno complessivo di migliaia e migliaia di euro. Raccolta la segnalazione, gli investigatori del commissariato di Via Libertà hanno avviato le indagini, riscontrando alcuni aspetti comuni tra i diversi episodi denunciati nell'ultimo mese e che noi stiamo apprendendo grazie ai colleghi di Palermo Today. Dunque potrebbe trattarsi della medesima banda, principalmente composta da donne, che girerebbe per la città alla ricerca degli obiettivi perfetti, studiando dunque comportamenti, orari, case delle vittime. Il consiglio delle forze dell'ordine, in questo caso soprattutto per le persone che vivono da sole e agli anziani, è di diffidare degli sconosciuti e permettere solo alle persone fidate di entrare nelle proprie abitazioni. Pugni e calci in campo. Maxi Rissa al termine di una partita under 17 allo stadio Binanti di Scordia nel Catanese. Si tratta della semifinale provinciale di ritorno. Il match si era regolarmente concluso. Prima della festa finale però esplode la follia. Pugni e calci, invasioni di campo e terrore davanti a genitori e bambini presenti in tribuna impietriti. Vediamo. Sì, quello che è successo è grave. Io ho usato dei toni molto duri, è vergognoso quello che è successo, è vergognoso e getta un'ombra sul calcio siciliano e getta un'ombra in un momento nel quale tutti avevamo prodotto uno sforzo per finire questa difficile stagione sportiva in condizioni di grande difficoltà, e io ho sempre ringraziato le società per il contributo che hanno dato. Questi fatti che poi vengono ripresi, vengono stigmatizzati giustamente, danno del calcio siciliano un'immagine sbagliata. Il calcio siciliano è diverso, è altra cosa. Io credo che noi dobbiamo batterci, dobbiamo impegnarci tutti noi che abbiamo la responsabilità di dirigere questo mondo, ma soprattutto le nostre società, per fare in modo che i toni vengano sempre abbassati e che fatti di questo genere non vengano più a verificarsi. Ho detto che saremo durissimi e così sarà. Io non so cosa l'arbitro scriverà nel proprio referto, ma so per certo che se non oggi, domani invierò tutti gli atti, cioè i filmati che sono in nostro possesso, alla Procura federale, perché venga aperta un'inchiesta e perché tutti i responsabili vengano puniti senza eccezione alcuna. E sono certo che così sarà, così come sono certo che i carabinieri hanno fatto delle relazioni molto precise, ed in seguito a questi verranno disposti dei DASPO nei confronti dei responsabili, e ciò terrà persone che non meritano di stare dentro un campo di calcio per un periodo di tempo lontani dagli stadi a riflettere sulle proprie responsabilità. Gli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato 2 persone per utilizzo di atto falso e per detenzione di sostanza stupefacente. Il primo episodio vede protagonista un 22enne originario della Guinea. Il giovane è stato sorpreso alla guida dell'auto con una patente risultata da un più specifico controllo falsa. La seconda vicenda riguarda invece un 30enne agrigentino. Quest'ultimo, dopo essere stato fermato, ha mostrato segnali di nervosismo che hanno fatto scattare ulteriori controlli. In suo possesso sono stati trovati 4 grammi di hashish. Notte di fuoco a Palma di Montechiaro, dove il trattore di proprietà di un 36enne bracciante agricolo del posto è stato danneggiato dalle fiamme. Il fatto è accaduto in via Capitini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato non poco per avere la meglio sul rogo, e gli agenti del locale commissariato che hanno avviato le indagini. Non è ancora chiara la natura dell'incendio, anche se gli investigatori non escludono alcuna pista, compresa quella dolosa. Corso di aggiornamento sul trattamento del cancro del colon e la chirurgia laparoscopica, 1-2 giorni ad Agrigento il prossimo weekend all'hotel Dioscuri by Palace. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Si svolgerà il prossimo 13 e 14 maggio un corso di aggiornamento monotematico sul trattamento del cancro del colon retto, ano, chirurgia laparoscopica, giunto alla sua terza edizione,
presso il Dioscuri by Palace di San Leone. Il convegno ha come presidente onorario il professor Claudio Cordiano, il professor Pietro Leo. Il corso è diretto dal professore Carmelo Sciumè, la segreteria scientifica curata dai dottori Buscaglia, Ciaccio, Carlo, Ferro e Rizzo, organizzato dalla RCV Congressi di Claudia Montalto. Si inizierà venerdì 13 maggio alle ore 14 con un intervento del rettore dell'Università degli Studi di Palermo Midiri, dell'assessore alla salute Razza, del dottor Ciaccio, presidente della Scuola Medicina dell'Università di Palermo, del commissario dell'ASP di Agrigento, dottore Zappia, di quello sanitario, dottore Mancuso, del sindaco della città che porterà il suo saluto, dottore Miccichè, e del presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella. Concluderà il dottore Mangiacavallo, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento. Il corso sarà presentato dal dottor Carmelo Sciumè, quindi la prima parte dove si parlerà di terapia integrata dei problemi particolari, la seconda sessione pomeridiana riguarderà i tumori del colon retto e hanno protocollo presidente Giuseppe Di Vita, moderatori Stefano Mandalà e Antonio Straqualursi. Nella seconda giornata, quella di sabato 14 maggio, a iniziare dalle ore 8:30, saranno diverse le tavole rotonde che approfondiranno le tematiche dibattute. Si inizia con quella delle scelte delle tecniche operatorie, quindi la seconda sessione, chirurgia del tumore del colon retto localmente avanzato, e durante le tavole rotonde saranno effettuati dagli esperti varie domande di approfondimento ai vari relatori. Si svolgeranno domani, mercoledì 11 maggio, nella cattedrale San Gerlando di Agrigento alle ore 16 i funerali di Salvatore Moncada, imprenditore agrigentino ed ex presidente della Fortitudo, morto improvvisamente all'età di 59 anni. Giovedì scorso all'ospedale San Raffaele di Milano. Prima del funerale, dalle ore 11 alle 14:30, camera ardente al Pala Moncada di Porto Empedocle. Si è spento dopo una malattia Aldo Cumbo, suocero del consigliere comunale di Agrigento Pietro Vitellaro. Alla famiglia di Pietro e alla moglie Roberta giungano le più sentite condoglianze di editori e redazione di Televideo Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Salvatore Cascio, il bambino protagonista del film Nuovo Cinema Paradiso, sarà al Castello Chiaramontano di Favara sabato prossimo 14 maggio alle ore 16 per la presentazione del suo nuovo libro dal titolo La gloria è la prova. C'è il servizio di Margherita Trupiano. Favara si appresta a vivere un momento culturale molto importante, la gloria è la prova, ce ne parla il vice sindaco, dottor Antonio Liotta. Sì, è un evento importante quello che avremo sabato perché arriverà a Favara al castello l'attore Totò Cascio, che tutti ricorderanno essere il famoso bambino di Nuovo Cinema Paradiso. Totò Cascio ha scritto un bellissimo libro che presenteremo, ma il libro è anche un pretesto per raccontare la sua storia, perché Totò Cascio in questo momento è diventato anche testimonial di Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche, in quanto soffre di una particolare patologia quale la retinite pigmentosa, che in pratica porta alla cecità. E quindi per poter parlare del libro di Nuovo Cinema Paradiso, della nuova rinascita appunto di Totò Cascio, che oggi attraverso la consapevolezza della malattia è diventata un'altra persona e ha tutta una serie di progetti e di programmi. È un evento quindi importante che vedrà protagonisti Gaetana Ronica, Stefano Tesè, Coutreau, che ci intratterranno dal punto di vista musicale, e il coordinamento in questo senso, poiché è partito questo evento da un'idea e da una proposta fatta da Maria Concetta De Marco, sarà proprio lei a dialogare con l'attore, con lo scrittore, e naturalmente io sarò lì per
poter coordinare, diciamo, il tutto. Abbiamo anche degli importanti sponsor. Favara sta diventando e continuerà ad essere un punto di riferimento culturale per A teatro l'ultima estate Falcone e Borsellino 30 anni dopo. Vediamo. Il 1992 è l'anno delle stragi di Cosa Nostra e della morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, un anno drammatico e cruciale che cambia per sempre la storia dell'Italia. Sono passati 30 anni e con il testo teatrale L'ultima estate, Falcone e Borsellino, 30 anni dopo, l'autore ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani, fatti noti e meno noti, pubblici ed intimi, come le stazioni di una via crucis per raccontare fuori dalla cronaca e lontano dalla commiserazione la forza di quegli uomini, la loro umanità e il loro senso profondo dello Stato, ma anche l'allegria, l'ironia, la rabbia e soprattutto la solitudine a cui furono condannati. Il diario civile di due uomini e non di due eroi. In questo paese ricordare gli ammazzati è come andare a messa, una liturgia di verbi, di gesti recitati a memoria. Invece quei morti ci chiedono altro, dice Borsellino in una delle ultime scene. Essere ricordati per come vissero, non solo per come morirono, è la scelta che anima questo testo teatrale, sottratti all'apparato celebrativo che ha fatto di loro delle icone cristallizzate. Claudio Fava ci racconta Giovanni Falcone e Paolo Borsellino nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia, ma li completa come esseri umani. E così c'è un pezzo di questa grande e mai dimenticata pagina di storia orribile della nostra Sicilia che arriva dritta a Tirana, in Albania. L'ultima estate, Falcone e Borsellino, 30 anni dopo, opera appunto esclusiva di Claudio Fava con Simone Luglio e Giovanni Sant'Angelo, con la regia di Chiara Callegari, viene rappresentata al Teatro Metropol, sancendo la prima tappa della tournée estera, uno spettacolo emozionante, un ritratto della quotidianità dei due magistrati al quale decide di assistere anche il nuovo procuratore di Reggio Emilia, il canicattese Gaetano Calogero Paci. Paci lo scorso settembre si era già raccontato agli studenti durante il festival Collegamenti nel cortile del Centro Culturale San Domenico, location dove qualche giorno prima era andata in scena proprio l'ultima estate. Uno spettacolo che, grazie ad un team composto da veri professionisti, è riuscito non soltanto a varcare i confini della regione siciliana e della sua piccola canicatima, che adesso sarà anche sui palcoscenici di Francia, Grecia, Germania, Inghilterra, Malta, Macedonia, Serbia e Montenegro, ma anche Algeria, Messico, Uruguay, Argentina, California, New York, Canada e persino Australia. Un lavoro teatrale. Simone Luglio veste i panni di Giovanni Falcone e Giovanni Sant'Angelo, quello di Paolo Borsellino, che ha ottenuto anche il sostegno della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Esteri. L'ultima estate, Falcone e Borsellino, 30 anni dopo, dal 15 al 19 maggio prossimi, sarà alla Fondazione Cacoiannis di Atene. Dal 20 al 24 maggio sarà alla Volta di Parigi. Dal 7 all'11 giugno verrà portato in scena alla Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo. Dal 7 al 9 ottobre al Festival della Cultura Italiana di Avignone in Francia. Il 10 e l'11 ottobre sarà la Volta di Marsiglia e dal 26 al 30 ottobre toccherà alla terra maltese. Domani il Giro d'Italia di ciclismo raggiungerà Messina. La carovana arriverà nella città dello Stretto partendo da Catania ed affrontando 174 km. Ieri invece vertice a Palazzo Zanca. Vediamo. La città si sta preparando ad accogliere il Giro d'Italia, ecco perché nel tavolo tecnico di questa mattina tutte le componenti coinvolte sono state chiamate ancora una volta a dare conferma per quanto attiene alla risoluzione delle diversissime criticità che spaziano dalla perfetta realizzazione dei lavori di pavimentazione stradale fino a garantire la sicurezza sanitaria di tutti quelli che naturalmente accoglieranno da dietro le transenne i corridori.
e quindi a tutto questo è legata anche la necessità di limitare la circolazione stradale e quindi limitare al massimo i disagi anche per la viabilità. Da questo punto di vista era doveroso chiudere le scuole anche al fine di sovrapporre flussi veicolari che si sarebbero aggiunti a quelli legati all'ingresso in città di migliaia di operatori che seguono la carovana del Giro, perché una città che accoglie la tappa del Giro d'Italia è sostanzialmente una città che accoglie anche l'intera organizzazione del Giro, che non è soltanto fatta dai corridori, ma è fatta dai team che li seguono, dal servizio sanitario che li seguono e tutta quella macchina organizzativa che vediamo già ospitata a Piazza Municipio con tutta una serie di manifestazioni già in azione da un paio di giorni, con un villaggio del Giro d'Italia che si sta allestendo a Piazza Duomo e tutta una serie di iniziative che troveranno Palazzo Zanca come quartier generale che accoglierà centinaia di giornalisti che quindi rappresenteranno e faranno vedere Messina in tutto il mondo sostanzialmente. Ecco, Messina quanto ha bisogno di eventi come questi, come forma di riscatto anche dopo questi 2 anni di pandemia? Messina ha tanto bisogno non già di apparire, ma quanto di sentirsi coinvolta e tornare a credere in se stessa. Per quanto riguarda il Giro d'Italia, la situazione in termini organizzativi che ho riscontrato è stata francamente particolarmente deficitaria ed ecco perché era necessario in qualche modo ingegnerizzare l'azione e quindi ho attivato un tavolo tecnico. Ecco, la città io ritengo che verrà in qualche modo coinvolta soprattutto perché si sentirà partecipe dell'evento e in questo senso io auspico che una città partecipe in qualche modo guardi anche al futuro in termini di maggiore speranza. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.